Vicini e familiari sconvolti a Concio nel Trevigiano per l'orribile incidente costato la vita al 69enne infilzato nel cancello dopo essere scivolato dall'albero che stava potando. La Regione autorizza l'assunzione a tempo determinato di medici in pensione per garantire i livelli essenziali di assistenza qualora non vi fosse disponibilità di medici sul mercato, ma sindacati e ordine sono dubbiosi. Una mamma filma la figlia tredicenne in posizione hot, poi invia le immagini a un conoscente. La terribile vicenda nel Coneglianese, la donna ha processo. Finisce davanti al giudice una coppia di badanti, marito e moglie moldavi, accusati di aver sottratto ai due anziani che dovevano accudire oltre 150.000 euro. Polemica a Padova dopo l'annuncio di una manifestazione anti-aborto a sostegno del Congresso Mondiale della Famiglia di Verona organizzata da Forza Nuova. La città della Speranza compie 25 anni e festeggia gli ottimi risultati della lotta ai tumori infantili con una maratona staffetta da Padova al Vaticano. Una tradizione che si rinnova da secoli in tutte le nostre comunità, dalla Pedemontana fin quasi in Laguna, e il Batar Mars, noi siamo andati a seguirlo lungo il Sile. Spettatori di Antena 3, buongiorno e bentrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali, dunque in primo piano torniamo a parlare dell'orribile, terribile incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri nel Trevigiano, a Concio, Casale sul Sile. Abbiamo raccontato quando era appena accaduto nel telegiornale di Treviso, il 69enne che è scivolato dall'albero che stava potando in giardino e si è infilzato nel cancello della sua abitazione, morendo poco dopo all'ospedale. Una comunità evidentemente sotto shock. Una tragedia. In via Coletti a Concio si conoscono tutti, molti sono nati qui e continuano a viverci. Tra i vicini di Enrico Gerotto c'è il dolore e l'incredulità per quanto accaduto. No, amici, siamo sempre nati qua, di qua. Vicini che si conoscono, una stradina piccola, insomma. Siamo nati qua. A poche ore dalla tragedia nell'abitazione è un via vai di parenti, ma nessuno ha voglia di parlare. Il dolore è troppo forte. Un incidente domestico drammatico costato la vita al 69enne. L'uomo, ex ferroviere in pensione, ieri pomeriggio intorno alle 16:40 si trovava nel giardino della sua abitazione per potare un alberello. Era sopra ad una scaletta quando è scivolato, rimanendo infilzato con il volto in un paletto in metallo della recinzione. Immediata è scattata la chiamata al 118. Io qua, giù tagliare la chiesa, arriva l'ambulanza, l'elicottero. Sul posto arrivano i carabinieri insieme all'ambulanza del SUEM e all'elicottero che trasporta Gerotto al Cafoncello. Le ferite riportate sono serie e le sue condizioni appaiono molto gravi. Nonostante i tentativi dei medici, alle 18:45 il suo cuore smette di battere. Ben presto la notizia si diffonde in tutta Concio, dove il 69enne era molto conosciuto e stimato anche per il suo impegno nel mondo del volontariato. E adesso torniamo a parlare della decisione che fa discutere la delibera della Giunta regionale del Veneto, annunciata ieri dal governatore Luca Zaia, per sbloccare l'assunzione a tempo determinato di medici anche in pensione per le necessità, qualora ve ne sia bisogno e ci sia mancanza di medici nel mercato dei medici. È un allarme quello della carenza, appunto, più volte lanciato. Una decisione che fa discutere, ha fatto subito discutere i sindacati, lo stesso ordine dei medici. I sindacati parlano di una toppa inutile e anche pericolosa, questo per bocca della CGIL, mentre il presidente della Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri, Filippo Anelli, parla di misure tampone. Decisioni come queste, ha detto, possono essere accettabili se si ragiona in termini globali, altrimenti diventano pannicelli caldi. La soluzione, ha detto il presidente della Federazione Nazionale Ordini Medici, Chirurghi e Odontoiatri, è una sola: mettere al primo posto dell'agenda politica la sanità, ovviamente a livello nazionale. Occorre un finanziamento straordinario, un fondo, un vero e proprio piano Marshall per sostenere il Servizio Sanitario Nazionale, finanziando la formazione post lauream, migliorando le condizioni di lavoro del personale sanitario e colmando le disuguaglianze, altrimenti si avrà, lanciato l'allarme, il collasso del sistema sanitario nazionale. Queste le reazioni, ma cosa ha portato la Giunta regionale del Veneto a questa decisione, che è una decisione ovviamente straordinaria? Allora risentiamo l'annuncio dato ieri dal governatore Zaia anche sul perché e sulle motivazioni di questa decisione. La carenza di medici, stimata a 56.000 a livello nazionale, è un problema che coinvolge anche il Veneto e per garantire i livelli essenziali di assistenza, una delibera della Giunta regionale autorizza i direttori generali delle ULSS ad assumere medici in pensione a tempo determinato.
A Palazzo Balbi sono convinti che la sanità pubblica abbia un futuro solo se ci sono giovani, ma c'è anche la consapevolezza e la volontà di garantire cura e assistenza finché il problema non sarà risolto a monte. Tamponare un problema e dare una copertura giuridica ai nostri direttori generali. Nell'attesa che qualcuno risolva il vero problema, che è quello delle borse di studio e quindi delle specializzazioni e dei posti, si fa in modo che si possano richiamare, diciamo, i medici più efficienti che sono magari andati in pensione. La delibera della Giunta regionale esclude i prepensionati volontari. In Veneto mancano circa 1300 medici e questo nonostante vengano banditi i concorsi per le assunzioni. All'ultimo disposto da Azienda Zero per 80 posti si è presentata una decina di candidati. Perché è stata sbagliata la programmazione nella formazione dei medici? Perché i medici per poter operare devono aver fatto la scuola di specialità che dura un paio d'anni, perché questa scuola di specialità ha un numero chiuso e quindi per il Veneto sono un centinaio di posti più o meno all'anno, il che significa che non siamo neanche in grado ogni anno di formare i medici che vanno in pensione. Togliere il numero chiuso all'università ed effettuare la selezione durante il percorso di studi è da sempre la posizione del presidente Zaia, che è poi intervenuto anche sul dibattito aperto riguardo alle nuove schede sanitarie. Io posso capire le perplessità di tutti, posso anche capire fino in fondo anche chi si inquieta e va a manifestare, però voglio dire una cosa, non si è deciso nulla, adesso c'è la fase delle audizioni. Trovo strano che per andare a caccia del passero qualcuno si attrezzi con un carro armato, non mi torna il conto. Torniamo alla cronaca adesso e torniamo nella Marca, una terribile vicenda che riguarda una madre e una figlia di 13 anni. Un dramma che ha segnato per sempre la vita di una ragazzina che all'epoca dei fatti aveva solo 13 anni, tradita da chi avrebbe dovuto difenderla, aiutarla, dalla mamma. La piccola è stata filmata mentre compiva atti di autoerotismo, sì, perché a spiegarle come si doveva fare era proprio il genitore. Immagini che poi la stessa madre ha inviato ad un uomo di Napoli facendola finire nella rete dei pedofili. I fatti accaduti nel Coneglianese risalgono al 2012, è stato il papà a scoprire quanto accaduto, ma per mesi e mesi l'uomo ha deciso di tenere quel dramma all'interno delle mura domestiche. Intanto la tredicenne, che era aiutata dai servizi sociali per problemi comportamentali, da timida era diventata aggressiva. Nel 2013 il padre ha deciso finalmente di parlare con l'assessora sociale, la verità viene a galla, scatta la denuncia ai carabinieri. Fra l'altro la donna, oltre al filmato della figlia, aveva inviato allo stesso amico di Napoli immagini che ritraevano lei stessa mentre faceva sesso con un altro uomo. La donna è accusata di produzione e diffusione di materiale pedopornografico. A Mestre ora, dove torna l'incubo delle baby gang, sentiamo perché dalla nostra Ilaria Marchiori al telefono. Ilaria. Buongiorno da Mestre, c'è stato un altro pestaggio, questa volta a danno di un 18enne che ieri pomeriggio, poco dopo le 16:30, ha sorpreso 3 giovani già noti alle forze dell'ordine mentre tentavano di rubare un monopattino elettrico in via Poerio e ha chiamato immediatamente la polizia municipale. Gli agenti sono intervenuti in poco tempo bloccando i 3, per 2 di loro, un 18enne e un 17enne, è scattato l'arresto per tentato furto pluriaggravato, mentre per il terzo, un 14enne, è scattata la denuncia. I 3, l'abbiamo detto, hanno già precedenti penali per episodi legati a reati contro il patrimonio e si ritiene anche che possano essere membri delle baby gang che in questi mesi sono state protagoniste di diversi episodi di violenza in città. Poco dopo questo episodio il 18enne si è ritrovato accerchiato da altri ragazzini nei pressi del centro commerciale Le Barche e l'hanno picchiato. È stato preso violentemente a pugni fino all'arrivo delle volanti della polizia che hanno riportato la situazione alla normalità. Dopodiché l'hanno accompagnato al pronto soccorso mentre gli agenti hanno dato avvio alle indagini per cercare di ricostruire quanto accaduto. Non è ancora stato accertato se i 2 episodi possano essere collegati, ma è possibile che gli aggressori in realtà conoscessero i 3 ladri e che si siano accordati. Si attende per questo l'esito delle indagini. Da Mestre è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori, adesso le truffe agli anziani e partiamo da una vicenda che arriva dal Padovano, qui protagonisti in negativo una coppia di badanti. 5 arresti per corruzione, falso ideologico, truffa, contraffazione di documenti per il rilascio di carta di soggiorno e indebita percezione di erogazione ai danni dello Stato. Nel mirino di un'operazione della squadra mobile di Modena è finito il centro di formazione linguistica Diffusion World, con sede operativa a Marghera.
In carcere uno dei responsabili della società di 41 anni, mentre la moglie di 47, anche lei tra i responsabili, è agli arresti domiciliari. Così per altre 3 persone, una donna di Piacenza, un marocchino, un tunisino. Secondo l'inchiesta il gruppo rilasciava certificati di lingua italiana a stranieri in cambio di denaro senza verificare l'effettiva conoscenza della lingua. L'indagine, che vede indagate altre 25 persone, ha fatto luce su un sistema che faceva capo proprio alla Diffusion World, accreditata presso l'Università per Stranieri di Perugia. Si occupa dell'esame che permette il rilascio dell'attestato di conoscenza della lingua italiana CELI di livello A2, uno dei requisiti necessari per l'ottenimento del permesso di soggiorno di lungo periodo, al pari della residenza italiana da almeno 5 anni e della certificazione di un reddito minimo. Tutto è partito dall'ufficio immigrazione della Questura di Modena, quando gli addetti alle pratiche per i permessi di soggiorno si sono accorti che diversi immigrati esibivano la certificazione, ma non sapevano l'italiano. Parallelamente i poliziotti hanno notato che tra gli stranieri circolava un volantino pubblicitario per gli esami di lingua, con riportati alcuni contatti telefonici, immediatamente finiti sotto intercettazione. In breve sono risaliti all'agenzia veneziana. Si è scoperto che gli esami erano completamente falsati. Ai candidati venivano fornite le risposte. Nel corso dell'indagine è emerso poi che alcuni cittadini stranieri hanno sostenuto l'esame presso un phone center di Modena, luogo non idoneo, per poi far figurare la sessione d'esame in un altro comune, dove invece i test si svolgevano solitamente presso le sale congressi degli hotel. Queste facilitazioni costavano tra i 450 e i 700 euro, rigorosamente in contanti, a fronte di un costo di iscrizione standard di 35. Le prove si sono svolte in Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia, Trentino Alto Adige, Toscana e Lazio. La polizia ha stimato il coinvolgimento negli ultimi 2 anni di circa 6.000 stranieri, ora in possesso di un titolo falso. A questa cifra fa da contraltare il guadagno illecito della società di Marghera, che ammonterebbe a circa 2 milioni di euro. I coniugi veneti, titolari di diverse cooperative e strutture alberghiere nel nord-est, reimpiegavano questo denaro in uno stile di vita lussuoso. Questo è il servizio, e lo avete capito ovviamente, sui test, i falsi test di italiano per gli stranieri, questa mega truffa scoperta dalla squadra mobile di Modena ieri, che abbiamo raccontato e che ha coinvolto una coppia di Marghera, una società di Marghera. Adesso invece vediamo il servizio sulla coppia di badanti che ha truffato, letteralmente derubato 2 anziani. Da una parte una coppia di badanti, marito e moglie, dall'altra 2 anziani fratelli, e ora i coniugi moldavi, 56 anni lui, 55 lei, sono finiti a processo. L'accusa è quella di aver approfittato dell'età avanzata dei fratelli, oltre 90 anni, per convincerli a farsi intestare una serie di assegni per un valore superiore ai 150.000 euro e forse anche un testamento a loro favore per ereditare proprietà e denaro. I 2 moldavi sono così finiti davanti al giudice con l'accusa di circonvenzione di incapace. Si sono difesi dicendo che il denaro serviva per l'acquisto di medicinali. A sospettare che qualcosa non andava, un parente dei fratelli, che alla morte dell'uomo si è accorto che il conto in banca era stato svuotato. La polizia così ha sequestrato 100.000 euro nel conto dei coniugi moldavi e ha fatto scattare indagini e intercettazioni telefoniche. In caso di condanna, i soldi sequestrati torneranno alla sorella, che oggi ha 99 anni. Un'altra anziana truffata, un'altra novantenne, questa volta a Mestre, da un 27enne che è stato arrestato dai carabinieri in flagranza di reato. Si è presentato a casa dell'anziana dicendo di essere avvocato e che il figlio di lei, a causa dell'incidente, aveva bisogno immediato di denaro. Purtroppo un modus operandi già visto tante volte. La signora ha consegnato, disperata, contanti e gioielli, compresa la fede nuziale, al 27enne, convinta che questi aiutasse il figlio, del tutto invece estraneo a quanto stava accadendo. L'uomo, nell'allontanarsi, però, è stato notato dai carabinieri, che insospettiti se l'hanno fermato per un controllo e scoperto dunque che aveva con sé questo denaro e questi gioielli, e visto che l'uomo non riusciva a giustificarne la provenienza, sono riusciti a risalire all'anziana, a farsi raccontare quanto accaduto ed a arrestarlo. Purtroppo ancora una volta un'anziana però è finita nel mirino dei truffatori, in questo caso con un lieto fine. Ed ora il superlavoro dei Vigili del Fuoco, che hanno domato un incendio del tetto di un'abitazione rimasta gravemente danneggiata a Cornedo Vicentino, successo la scorsa notte. Nessuna persona è rimasta ferita fortunatamente. L'arrivo delle squadre accorse da Arzignano, Schio, Vicenza e con i volontari di Thiene, con 7 mezzi e 18 operatori, il tetto ventilato dell'abitazione era completamente compromesso dalle fiamme. Una signora anziana
residente al piano terra con difficoltà motorie, è stata aiutata dal personale a uscire di casa. Le origini e le cause dell'incendio, probabilmente innescate da una canna fumaria, sono al vaglio adesso dei tecnici dei Vigili del Fuoco. I danni sono, come vedete, molto ingenti. Torniamo alla politica adesso per parlare del caso del Domenico Lo Sappio, il consigliere di Treviso che ha lasciato il Movimento 5 Stelle pochi giorni fa, suscitando un ampio dibattito in città. Ieri sera era ospite di 20 e 10 e l'onorevole dei 5 Stelle Federico D'Inca era in collegamento da Roma, ha detto profondamente deluso, un giorno te ne pentirai, l'ho detto proprio riferendosi a Lo Sappio che ha lasciato il movimento perché ha ribadito il movimento è cambiato e sul territorio la gente è delusa. Allora vediamo un estratto della trasmissione di ieri sera. E per favore Domenico, io ancora non ho capito per quale motivo te ne sei andato dal Movimento 5 Stelle e lo ripeto ancora una volta, all'interno delle nostre chat, come ce l'hanno tutti quanti, veramente hai lasciato un segno negativo, veramente hai profondamente deluso tutti noi e tutto il Movimento 5 Stelle. Di questo, guarda, sarà una colpa che secondo me ti porterai dietro e te lo dico sinceramente, non perché il fatto siamo in televisione e ti parlo da qui da Roma, ma io personalmente ci sono rimasto male, per cui credo veramente che un giorno forse tornando indietro ripenserai a questo gravissimo errore che hai fatto. Sono certi principi fondanti sotto gli occhi di tutti che sono stati traditi, quindi possiamo dire che abbiamo messo tutti i soldi che vogliamo, possiamo dire che faremo migliaia di liste, ma se vuole ci rivediamo fra un po' di tempo e vediamo quante liste vengono fatte alle comunali in provincia di Treviso e in Veneto, perché appunto quello che leggevo nelle chat anche relative a tutta la regione mi sembrava che andasse in direzione piuttosto diversa, perché mi sembra evidente che purtroppo si fa una fatica tremenda. Con una lista unica? No, si fa fatica ad avere gli attivisti, perché la gente ormai più che avvicinarsi si allontana. La delusione è forte per quello che alla fine il movimento è diventato. Sicuro che non lascia per lasciare per qualcuno, dar spazio a qualcuno che sia del movimento? Ma vorrebbe dire che se lo facessi che io ho cambiato idea rispetto a quello che pensavo prima, cosa che non è, mentre mi pare evidente che il movimento ha cambiato moltissime delle idee basilari. È chiaro. Grazie Domenico Lo Sappio, voi per averci seguito. Adesso questo dunque l'intervento di Domenico Lo Sappio. Polemiche invece altre riguardano un corteo anti-aborto organizzato da Forza Nuova Padova, ma lo vediamo subito dopo la pubblicità. Rieccoci in studio in diretta alla prima edizione del nostro telegiornale. Dicevamo le polemiche a Padova per la manifestazione anti-aborto a sostegno del Congresso Mondiale delle Famiglie di Verona, e questa manifestazione anti-aborto è stata organizzata da Forza Nuova. Subito sono scattate le polemiche. Le polemiche che stanno caratterizzando il tanto discusso Congresso Mondiale della Famiglia in programma a Verona, che riunirà gruppi antiabortisti, anti-LGBT e antifemministi da tutto il mondo, arrivano anche a Padova dopo l'annuncio di Forza Nuova di un corteo contro la legge 194, previsto per la serata di venerdì 29 marzo con partenza dalla Basilica del Santo. Alla manifestazione dovrebbe partecipare anche il leader del movimento di estrema destra Roberto Fiore, che terrà il comizio finale proprio davanti alla Basilica. L'annuncio ha già scatenato la risposta furiosa dei centri sociali, che vogliono scendere in piazza con una contromanifestazione riunendo tutte le frange dell'antagonismo. Dunque per la città si preannuncia un venerdì di tensioni, già vissuto il 9 marzo con la sfilata dei gruppi No 194 e il controcorteo delle femministe, o andando indietro di qualche anno si possono ricordare gli scontri del luglio 2017, quando Forza Nuova organizzò una mobilitazione contro l'immigrazione e i centri sociali si scontrarono in piazza con le forze dell'ordine. Anche la giunta comunale, preoccupata per le possibili tensioni, è intervenuta sulla questione con un documento che prende le distanze dai contenuti proposti dagli organizzatori della manifestazione antiabortista e dai manifesti apparsi in città in ricordo della fondazione del partito fascista. La giunta padovana ha definito uno scempio alla memoria e un'offesa alla città, che è medaglia d'oro alla resistenza. Il sindaco Giordani e gli assessori si auspicano che il questore Fassari non autorizzi il corteo annunciato da Forza Nuova, ma dalla questura e dalla prefettura potrebbe arrivare in queste ore il via libera, anche se non è ancora ufficiale. E come sapete le polemiche sul Congresso Mondiale delle Famiglie riguardano anche il patrocinio dato dalla Regione Veneto. Ieri
I consiglieri dell'opposizione hanno chiesto per l'ultima volta, per l'ennesima volta, alla Regione di ritirare il patrocinio, così non è stato e così non sarà. Ma c'è un altro caso di patrocinio concesso che fa discutere, questa volta a Treviso. Il patrocinio concesso a 2 incontri sull'autismo che hanno avuto come relatori però negazionisti delle teorie di Darwin. Nuova bufera sull'assessore Silvia Nizzetto per un patrocinio concesso a 2 corsi sull'autismo che si sono tenuti qualche settimana fa a Palazzo Rinaldi. È stata la consigliera comunale Maria Buoso di Treviso Civica durante l'ultima seduta del Consiglio Comunale a presentare un'interrogazione per chiedere chiarimenti sugli enti che hanno organizzato gli incontri, un'associazione e una scuola parentale, e sui 2 relatori. Che si presentano nel loro sito come rispettivamente geometra e laureata in scienze della formazione, nonché genitori di un bambino autistico. Ora, fatta salva ovviamente tutta la mia solidarietà e la comprensione per l'esperienza di questa famiglia, ma mi chiedo se queste qualifiche prima di tutto siano necessarie e sufficienti soprattutto a fornire un servizio per operatori della scuola pubblica a cui era rivolto appunto questo seminario su un tema così delicato. La scuola si prende come creazionista, cioè non crediamo nelle teorie di Darwin che sono indimostrate e poi appunto sostengono che l'umanità discende da una sola coppia umana, e questo è un punto abbastanza rilevante. Durante il suo intervento a Palazzo dei 300, Maria Buoso ha poi fatto riferimento a quanto scritto su Facebook da uno dei relatori. Nel suo post afferma che il meticciato umano, io capisco l'incrocio tra esseri umani che provengono da aree diverse, non esiste come fenomeno naturale. Da qui la richiesta di chiarimenti a Cassugana. Quando il Comune di Treviso dà il patrocinio a iniziative di questo genere, queste persone che messaggio stanno diffondendo quando formano operatori della scuola pubblica? Il sindaco Conte spiega come i progetti non vengano scelti in base ad un'ideologia particolare. Non sono state fatte scelte sicuramente di parte o di schieramento politico, sono stati valutati i progetti sulla base di quello che loro hanno presentato da un punto di vista di relazione. Cercherò di capire i criteri della commissione tecnica interna agli uffici che hanno vagliato i progetti, aggiunge poi il primo cittadino. Mi confronterò con l'assessore Nizzetto, ho chiesto anche un report di tutti i progetti, se ci sono delle criticità in qualche progetto o delle criticità legate a qualcuno dei relatori in tutti questi incontri, valuteremo e prenderemo provvedimenti. Chiederò per il futuro che i progetti debbano, soprattutto quando si parla di autismo piuttosto che altri temi legati ai ragazzi e al sociale, che ci sia maggiore approfondimento da parte degli uffici. Ed ora vediamo come la città della Speranza intende festeggiare i suoi 25 anni di attività. Una super maratona, anzi un'ultramaratona benefica da Padova al Vaticano, 530 km, che sono la metafora della maratona che da 25 anni la Città della Speranza corre per salvare tutti i bambini malati di tumore. La fondazione, per festeggiare i suoi primi 25 anni di attività e ricerca, ha deciso di correre fino ad arrivare da Papa Francesco, abbracciando idealmente tutti i bambini che soffrono. La fondazione è nata quando praticamente 20 bambini su 100 se la cavavano, oggi siamo oltre 80, ma il traguardo di arrivare al 100 è ancora lontano, quindi però passi ne sono stati fatti tanti, e tanti sono stati fatti anche grazie ai risultati che sono ottenuti in questa torre della ricerca, che non ha fatto ricerca così senza risultato, ma ha fatto ricerca che oggi propaga le proprie di fatto risultati in tutto il mondo. La partenza il giorno di Pasqua, il 21 aprile, dalla sede della Torre della Ricerca a Padova, l'arrivo in Vaticano il 24, la staffetta vedrà protagonisti Esercito e Carabinieri. L'ultimo tratto a Roma sarà percorso dai rappresentanti della Fondazione Città della Speranza e da un bambino guarito di appena 4 anni che poi sarà ricevuto da Papa Francesco insieme ad una ristretta delegazione e a cui consegnerà tutti i biglietti scritti dai piccoli pazienti della Città della Speranza e contenuti nel testimone blu che si passeranno agli staffettisti. Testimonial dell'evento il cantante Red Canzian. Io lo dico sempre, è una forma di sottile egoismo fare qualcosa di buono, perché il primo che sta bene, se poi sei tu, hai capito, perché ti senti bene, ti senti a posto, per cui nessun atto di eroismo, è un dovere. L'ultramaratona da Padova al Vaticano è un modo per far conoscere a tutto il paese i grandi risultati portati avanti dalla ricerca della Città della Speranza per combattere le neoplasie infantili e l'importanza del sostegno della gente a questo grande progetto d'amore. Il nostro obiettivo è di andare
oltre quelli che sono i 10 milioni di euro di raccolta fondi e oltre? L'ambizione nostra è che ogni bambino riesca a guarire, questo è il motivo fondamentale di questa maratona, che di fatto esplica quello che noi vogliamo, cioè non arrenderci mai e arrivare fino in fondo. Allora la tradizione del Batar Marso che abbiamo seguito anche quest'anno lungo il Sile. Hanno atteso l'imbrunire per rinnovare un rito antico come l'uomo, è quello del risveglio della terra dopo il lungo sonno invernale, rito pagano ma anche cristiano legato al 25 marzo, giorno dell'annunciazione del Signore, e se vogliamo anche politico con la nascita di Venezia, che da brava dominante spostò l'usanza il primo giorno del mese dedicato a Marte. Insomma, tante storie per un'identica volontà, quella di lasciarsi alle spalle l'inverno e dare avvio al nuovo ciclo naturale. Così hanno fatto anche a Sant'Agelo lungo il Sile, dove grandi e piccini hanno recuperato pentole e coperchi e hanno intonato una straordinaria sinfonia di primavera che sicuramente anche Igor Stravinsky forse avrebbe voluto dirigere. Una festa immensa, una roba di quando che ero piccoletta, mi ritorna in mente le robe che si facevano una volta. Finalmente è una roba che si cioè tornata fuori ancora. Perché si è messa il cappello con... Perché ho detto marzo era l'inverno, adesso la primavera arriva. Qualcuno potrà sorridere pensando a questa interpretazione naif dell'ambiente, ma a guardare bene, se un tempo il fracasso serviva a svegliare la natura, oggi forse deve servire a svegliare l'umanità. Ecco perché Gianni Marini e la sua pastoria del Borgofuro non permettono che questa tradizione anneghi nel mare della modernità virtuale. Ancora un senso portare avanti questa tradizione? Secondo me sempre più senso. Adesso vedremo i nostri ragazzi, i nostri giovani che con i telefonini si va a parlare per tutto il mondo per dire che ragazzi qua l'ambiente è deve andare fuori delle fasi, quindi mancano altri giovani, cerchiamo di mettersi d'accordo di salvare qualcosa. Ragazzi, una volta non che era l'inquinamento o quello che era, io volevo bene la natura che diceva svegliate albero, svegliate vita, e adesso non altri bisogna che diciamo manco plastica, manco robe, perché la natura bisogna volerle bene. Siamo in chiusura, fra pochissimo, ore 13 è mercoledì, quindi è il giorno in cui la CGIL risponde alle vostre domande. Oggi parliamo di pensioni e anche ovviamente della polemica sui tagli e la rivalutazione delle pensioni, tagli in arrivo a brevissimo. Ne parliamo con Paolino Barbiero, segretario dello SPI-CGIL Pensionati di Treviso, Gloria Geromella del patronato Inca di Treviso e Silvia Bresolin, direttrice del patronato Inca di Treviso. Fra pochissimo, ore 13, siamo anche in diretta Facebook, quindi se volete mandare le vostre domande oltre che intervenire in diretta. E questa sera invece alle 20:10 un altro importante appuntamento, perché avremo ospite il presidente dell'autorità portuale di Venezia, Pino Musolino, quindi tanti temi, ovviamente anche la via della seta e l'accordo Italia-Cina. È davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Ben ritrovati al Meteo. La settimana prosegue in compagnia del sole e anche la giornata di mercoledì 27 marzo non vedrà grandi variazioni rispetto ai giorni scorsi. Nel dettaglio, sul Veneto sarà soleggiato su tutti i settori, con cielo poco nuvoloso salvo per qualche foschia mattutina sulle pianure, ma in rapido dissolvimento. Temperature minime tra 1 e 7 gradi, massime in ulteriore lieve calo tra 12 e 14 gradi circa. Poche novità sul Friuli Venezia Giulia, con ampio soleggiamento e con un cielo caratterizzato al massimo dalla presenza di poche nubi a carattere sparso. Temperature minime tra 3 e 7 gradi, massime più fresche tra 12 e 14 gradi circa. Condizioni di bel tempo anche sul Trentino Alto Adige, con ampio soleggiamento ovunque e con cielo poco nuvoloso su tutti i settori. Temperature minime intorno a 1 grado, massime in diminuzione sui 17 gradi circa. Bene, dal meteo per ora è tutto. Vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.